Raffica di furti nel cuore di Treviso, i ladri hanno colpito ben 4 volte. In piazza Duomo i malviventi, dopo aver divelto la porta d'ingresso, hanno fatto irruzione nel bar Duomo Young ed hanno portato via dalla cassa 500 euro. Arrabbiato il titolare, che ha presentato denuncia ai carabinieri e che dalle immagini delle videocamere di sorveglianza spera si possa arrivare all'identificazione dei malviventi. Poco distante altro furto, questa volta nel mirino l'edicola che si trova all'angolo con via Cornarotta. Qui i ladri si sono dovuti accontentare di 30 euro. E poi, ancora in piazza Pio X, questa volta il colpo è solo tentato, non riescono ad entrare al caffè centrale, ma rompono la serratura provocando un danno di 700 euro. Non solo, ma la notte prima ad essere visitato dai ladri anche l'Helmut Pub. Qui hanno prelevato la cassa, si sono portati via anche 2 tablet e non contenti hanno pensato, visto l'ora, di fare uno spuntino. Dopo aver cenato e bevuto birra, indisturbati sono fuggiti. La rabbia e l'esasperazione degli esercenti e dei commercianti che chiedono maggiore sicurezza.